Buon pomeriggio e benvenuti dal centro sportivo sorrentino di Trapani, partita valevole per la quinta giornata del girone A del campionato di eccellenza fra Accademia Trapani e San Giorgio Piana, due squadre in difficoltà in questo inizio di campionato, una vittoria ciascuno sia per i padroni di casa sia per gli ospiti, 3 punti per i biancoverdi dell'Accademia Trapani, 4 per i rossoneri del San Giorgio Piana. Le due squadre si stanno schierando adesso in campo, momento dei saluti. Intanto andiamo a leggere rapidamente le due formazioni. Iniziamo con i padroni di casa che si schierano con Mistretta, poi Cammareri che è il capitano, Centonze, Campanella, Giargiù, Ravazza, Daguanno, Agnello, Ammucciato, Buongiorno e Secan. Risponde il San Giorgio Piana con Sisei in porta, poi Barbara, Maniscalco, Passero e Gaglio che è il capitano, poi Neri, Candela, Sacò, Anane, Sannasardo e Graziano. Un saluto da parte di Desgroi e Sportisili. Vediamo chi andrà a dare l'inizio a questo match, chi giocherà il primo pallone. Si schierano alla sinistra dei vostri schermi i padroni di casa in maglia bianco-verde, da sinistra verso destra attaccheranno, da destra verso sinistra gli ospiti, che probabilmente saranno loro a giocare il primo pallone di questa partita, di questa quinta giornata di eccellenza. C'è già Graziano pronto a battere all'indietro, si caricano i padroni di casa e si schierano in campo e aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara della sezione di Vicenza, che è arrivato fino a Trapani per dirigere questo match. Aspettiamo soltanto il suo fischio e possiamo dare il via a questa partita. Fischio che arriva in questo momento. E si comincia con Neri che gioca il primo pallone da Gaglio, che va subito lungo a cercare la sponda di Anane. Cerca di riconquistarla l'Accademia e gira adesso con Giargiù. Giro palla con Capitan Cammareri. Cercato il lungo linea, in qualche modo aveva provato ad arrivare Sannasardo, poi Passero a gestire da Candela, anticipato da Cammareri, lancio lungo ancora del San Giorgio Piana a cercare Anane là davanti, trovato soltanto Centonze che va verticale, ricomincia il giro palla dei padroni di casa con Campanella che mette in difficoltà il suo capitano Cammareri, e allora sale il baricentro degli ospiti grazie a questo pallone perso in impostazione e gioca con le mani Sannasardo. Ha già scambiato con Graziano, pallone tenuto in campo dal numero 11. Ancora Sannasardo con le mani, incontro Anane, non fa la sponda da Graziano, invece da Sannasardo, al limite dell'area c'è lo spazio per calciare, cambia idea, poi Sacco a cercare Barbara che è partita in posizione regolare, mette dentro il destro al volo da parte di Candela che trova una fortunata deviazione, e dopo 1 minuto e mezzo l'ha già sbloccata il San Giorgio Piana. 1-0 a Trapani con l'inserimento di Barbara, che è sempre importante lì sulla destra, pallone dentro, dove Candela è il più veloce a toccare con il destro al volo, e però probabilmente sarebbe finito fuori. Deviazione fortunata trovata dal numero 7 e vantaggio da parte del San Giorgio Piana. Sfortunato Ravazza che nel modo di rinviare questo pallone se l'è gettata in porta, immobile, in stretta, che non poteva nulla. Con le mani Cammareri, adesso subito l'Accademia chiamata a rispondere. Secan qui con il petto non è riuscito a gestirla. Con le mani Maniscalco, lungolinea c'è Sannasardo, si avvicina a Nane
chiamato il pallone proprio per lui, schermato da Campanella, poi Gaglio riparte da Sisè, corto Barbara, verticale Sacco, lui che nell'ultima giornata di campionato ha sfornato una prestazione super contro il Castellammare. Qui proprio Sacco si arrabbia con Anane, voleva il movimento incontro, poi Barbara fa un fallo netto, estende Agnello. Occhio, Fabio! Dario! Chiama l'attenzione là! È rimasto ancora a terra il numero 11. Sono già salite però le torri dell'Accademia, tutte ad aspettare il pallone in area di rigore. Si rialza adesso Agnello a fatica, Barbara l'ha letteralmente investita. Entra dentro! Passala! Solo Agnello e Capitan Cammareri come ultimi uomini, poi tutti in area. Arriva adesso il pallone, poi ha bucciato sinistro al volo, deviazione. Ci aveva provato Centonze che era tutto solo, lasciato lì in area di rigore. Il numero 13 però l'ha impattata malissimo, doveva e poteva sicuramente far meglio Centonze, poi al volo ci ha provato, ha mucciato, deviazione e calcio d'angolo, ancora dentro il pallone, termina però direttamente fuori. Non è riuscito a tenerla in campo Ravazza, autore dello sfortunato episodio al primo minuto con il vantaggio del San Giorgio, provato dopo un tiro di Candela e una sua deviazione sfortunata. Maniscalco, verticale, Graziano se la va a riprendere, poi Candela, lui che l'ha sbloccata. Da capire però se il gol sarà segnato a lui o meno. Qui poi Agnello va un attimo a vendicarsi non su Barbara ma su Sacco, commette lo stesso identico fallo che aveva subito pochi istanti fa. Batteneri lungo a cercare sempre Anane che va a far la lotta con Ravazza. Non aveva fallo la panchina dell'Accademia Trapani, non c'è nulla e ha già battuto Mistretta. Ravazza, Giargiù, pressa Anane, gestisce Giargiù, Cammareri si ferma, ricomincia da Giargiù. Ravazza, tentato il lancio lungo a cambiare campo, Sannasardo tranquillo con la testa, poi Candela quasi la perde, Passero prova ad aiutare, poi Secan spala la porta, fermato da Neri che esce alla grande anche con il colpo di tacco, poi Graziano mangiato da Capitan Cammareri. Occhio perché l'Accademia Trapani si può distendere ancora, Capitan Cammareri a lottare, Maniscalco ad aiutare Graziano e a spazzar lungo da Giargiù che ricomincia a far girare la palla per i padroni di casa. Secan, stop di petto, meno provato il tocco. Neri è uscito ancora una volta in anticipo. Era un bel duello questo fra Secan e i due centraloni del San Giorgio Piana, Neri e Capitan Gaglio. Intanto l'altro capitano all'altro lato, Cammareri, voleva il lancio lungo dalle parti di Ammucciato, che non può arrivare. Batte Sisè. Sacco con la testa a far la sponda da Anane, non riesce a metterla giù. Ravazza poi alza il campanile con la testa. Passero a svettare, poi San Giorgio Piana ancora ad attaccare con Candela, pallone troppo all'indietro da parte del numero 7 verso Anane, e allora possesso perso e può ricominciare l'azione dell'Accademia. Neri a svettare, poi Sacco
toccato quel tanto che basta per fargli perdere l'equilibrio. Centonze ha recuperato, poi Agnello a girare dal suo capitano. Esce in pressing Candela, verticale il pallone sulla corsa di Daguanno che va sul fondo. Sannasardo lo chiude bene. Campanella lascia da Cammareri. Scambio, Cammareri ancora a tentare il cross deviato. Neri vuole il rilancio dal fondo, si arrabbia tanto Secan, che invece ovviamente voleva l'angolo. Riparte azione del San Giorgio da Sisè, che ha già giocato da Neri. Prende campo il centrale dei rossoneri, Anane, ancora anticipato da Ravazza, che al netto dell'autogol poi ha iniziato bene la partita. Poi Neri, toccato duro da Mucciato. Questi primi 8 minuti, anzi 9, ancora non hanno utilizzato i cartellini. Direttori di gara, i falli sono già stati tanti. Ana, devi ricompattarti col blocco, sei da solo. Capito, Ana? Accorcia! Corto Neri da Sacco, incontro passero verticale preferito Barbara. Pallone passa, se lo va a prendere Anane, spallata con Ravazza, stavolta riesce a lottare, a tenere il possesso il numero 9, ancora una lotta fra il 6 e il 9, deviazione Barbara con le mani. Incontro Anane, si appoggia da Graziano, voleva ancora il lancio verso Barbara, che prende però il pallone direttamente fuori con le mani. Ma si può ripartire con Centonze che va alla rimessa laterale. C'è incontro Agnello, preferito più lungo a Mucciato, alle sue spalle però Barbara, poi Campanella mette giù e va lungo da Secan, liscia Neri, fischiato però fuori gioco da parte del guardaline, da parte di Secan. Palla lunga davanti a Graziano, recupera, dai. Fabio, accorcia, Sacco! Lungo Gaglio, cerca sempre la sponda di Anane che arriva, ma sui piedi di Campanella. Ora il fallo di mano, Graziano, non c'è nulla. Passero in rimessa laterale. Troppo leggerezza. Adesso forza. Cammareri, Giargiù ricomincia da Mistretta. Ravazza, ancora Giargiù. Deve ripartire da Mistretta. Soddisfatto il mister del San Giorgio per il pressing portato dai suoi padroni di casa, costretti a ripartire. Ravazza sbaglia, infatti anche la giocata. Ha riconquistato Graziano, Sacco con intelligenza a ripartire da Barbara. Si torna da Sisè, lancio lungo, Sacco non arriva con la testa. Barbara a riconquistare, verticale, Anane sponda Graziano. Pensava a girare il pallone da Sannasardo, poi continua a svilupparsi sulla destra l'azione del San Giorgio, fermato Sacco. Andiamoci fuori, prima! Mi serve ancora? Anane, spalla, porta, va giù, voleva il fallo, non c'è palla trattenuta, ancora il numero 9 a passare a giocare da Graziano. Chiusura da parte di Daguanno, che poi va avanti subito da Secan. È sempre la prima giocata dei padroni di casa. Dario Neri però lo marca come un'ombra, ancora loro due, stavolta Secan sul centrale in maglia 6, poi per un attimo maniscalco, torna bene Candela, recuperare su Secan, è andato lungo poi Sannasardo. Graziano voleva il fallo, ancora Candela a svettare con la testa. Giargiù a giocare all'indietro da Cammareri, vediamo se si appoggia. Sì, adesso il capitano da
suo portiere è andato lungo di stretta, il pallone cade vicino a questa postazione, preso un colpo Sanna Sardo, rimane comunque in piedi e gestisce bene il giocatore in maglia 10, tunnel bellissimo su Daguan, poi Campanella a recuperare, ancora Daguan, cercare Campanella, cercato in profondità Secan, è tornato bene Neri in diagonale difensiva. Giorgiu a girare Centonze, ancora verticale, sempre Neri a spazzare. Occhio Candè, tu Sacco! Ricomincia Agnello, Ravazza, Giorgiu, Cammareri, verticale, Buongiorno, non si riesce a girare. Uno dei primi palloni toccati dopo 14 minuti da parte del numero 18. Eccolo ancora lui, il limite dell'area sinistro, deviato ancora una volta da Neri. Poi Passero, esce palla al piede, Anane spalla alla porta, deve appoggiarsi e far risalire la squadra. Sanna Sardo non sa dove giocarla, vince il rimpallo con Daguan e va verticale da Graziano. Occhio che la posizione è regolare per il numero 11, area di rigore. Graziano si ferma per rientrare sul destro, Giorgiu lo chiude, poi occhio a Graziano che passa ancora e calcia fuori. Anane rimane impietrito, praticamente più avanti anche del dischietto del rigore, avrebbe calciato a porta vuota il numero 9. Troppo egoista in questa occasione però Graziano, che ha deciso di calciare e l'ha messa fuori. Intanto occhio, problemi per Giorgiu, che nel cercare di contrastare proprio Graziano si è fatto male, è rimasto a terra. Giorgiu forse si è ripreso, non vuole uscire, quindi ancora niente cambio in casa Accademia. Adesso però fino al rientro del centrale dei padroni di casa quest'ultimi giocheranno uno in meno. Intanto attaccano con Ammucciato che prova a contrastare Neri. Il mister dei padroni di casa si arrabbia con il suo centrale prima e col direttore di gara dopo. Col suo centrale perché non era sicuro di potercela fare, poi col direttore di gara che non lo faceva rientrare. Ravazza, Giorgiu sembra essersi ripreso, vediamo. Cammareri, Campanella, lungo verticale verso Ammucciato, prova ad anticipare Maniscalco nella lotta tra il 9 e il 3, voleva la laterale, Maniscalco forse aveva anche ragione con il rimpallo, palla però ai padroni di casa. Campanella gira a memoria da Centonze senza neanche guardarlo, verticale da Secan, rimpallo Agnello, ancora Centonze a salire, contrasto proprio fra Neri e Agnello a palla lontana, non ha visto nulla l'arbitro, poi ancora Passero a lottare in mezzo al campo. Neri, Anane non riesce a controllarla, Ravazza riparte da Mistretta, Cammareri, Giorgiu, Ravazza
Fentonze incontro, Agnello trova spazio in mezzo al campo per giocare il numero 11, la va a rubare proprio l'altro numero 11 Graziano, che poco fa ha sbagliato un clamoroso gol per il 2-0. C'era Nane tutto solo da poter servire in area di rigore. Qui Sanna Sardo, provata la Veronica, Cammarelli lo chiude, poi ancora il 10 a lottare, avanti Giargiù, Campanella a pulire, andare da Guanno, sposta il pallone, la tiene il 7, poi Giargiù, pressing altissimo del San Giorgio, l'Accademia è costretta a spazzare lontano sul pressing alto e forte dei padroni di casa. Batte Sanna Sardo con le mani, Graziano incontro, non c'è sponda, ci si appoggia da Candela e sovrapposizione, non c'è più spazio, deviazione di Campanella, questa laterale per gli ospiti. Ammonisci, Mario. Sanna Sardo, Anane chiamato a gran voce dal suo mister, rimessa laterale ai limiti del cambio effettivamente come voleva la panchina dell'Accademia Trapani, ma intanto Secan riparte col pallone lungo e profondo, ancora Secan, area di rigore, si ferma, mette dentro da Mucciato! L'ha pareggiata l'Accademia Trapani e Sisè stava per fare un grandissimo intervento in contropiede. L'Accademia è riuscita da rimessa laterale in zona offensiva del Piana a ribaltare l'azione e andarla a pareggiare con Ammucciato che si è mosso bene, nascosto sul secondo palo. Si arrabbia tantissimo il mister dell'Accademia Trapani con i suoi, nonostante il gol del pareggio, e prende anche cartellino giallo. Nonostante ciò l'ha pareggiata la squadra di casa con un contropiede letale portato avanti da Secan, che in velocità in campo aperto è infermabile. Ammucciato ha rischiato di sbagliarlo. Sisè stava per compiere l'intervento già della partita al 20°, non è bastato, 1-1 ha pareggiato l'Accademia. Tutto da rifare per il San Giorgio, che ha sbagliato l'importante gol del 2-0 che poteva già indirizzare il match. Occhio qui a Campanella che ha rischiato tanto allargando il braccio, a mio avviso anche l'ha toccata con appunto il braccio, non per il direttore di gara, ma la nostra posizione è sicuramente migliore. Occhio al mister del San Giorgio che stava rischiando il fallo di mani col pallone ancora in campo. Sanna Sardo qui spinto da Daguanno, punizione per gli ospiti. Gira tutto Sanna Sardo, Neri finta su Secan, mandata al bar, avanza il numero 6, verticale Anane, stop e allarga da Sacco, punta Agnello, prova a passare il numero 8, raddoppiato bene all'Accademia Trapani che chiude e riparte dal fondo con Mistretta. Cammarelli, Campanella, grande lancio di prima a far correre Daguanno, maniscalco scattato all'indietro, andato a chiudere la palla profonda per il numero 7. Mister di casa fa da raccattapalle per velocizzare l'azione dei suoi. Cammarelli dentro, Neri con la testa, poi Anane a lottare con Ravazza, non c'è fischio da parte del direttore di gara. Ravazza però è rimasto a terra. La dovete portare voi! Stiamo giocando! Un doppio fallo di questo! Ma lei perché si può sedere? Si può sedere? Ho raccolto il pallone che era in panchina! Andiamo! Guardi che va fuori! Si è rialzato Ravazza, catechizzata la banchina dell'Accademia Trapani dal direttore di gara.
già il mister è ammonito. Ravazza. Giorgiù. Ravazza. Centonze, Agnello, lancio di prima a cercare sempre la profondità. Mucciato stavolta la mette giù bene. Occhio perché si è acceso Secan, destro, a messa alta, ma vivono di questi lampi i padroni di casa, che con l'attacco e la profondità possono far sempre male. Intanto esce Giorgiù e quindi primo cambio per l'Accademia Trapani. Non ce la fa il numero 15, entra in maglia 5 di Cristina, quindi costretta l'Accademia a operare subito il primo cambio del loro match. Andiamo, passalo! Andiamo, andiamo ragazzi! Sisè ripartito dal fondo il San Giorgio, lungo maniscalco, Cammareri con la testa, Campanella con l'esterno a gestire. Gaio, Candela con la testa, occhio perché rischia sul pressing di Daguanno che infatti gliela ruba. Cammareri, Campanella, ancora il 14 a cercare di mettere ordine. Daguanno la tiene in campo, Buongiorno a fare la sponda ancora dal 7, lo ferma l'altro 7 Candela in rimessa laterale. Cammareri con le mani, nessuno a fare il movimento lì dell'Accademia. Campanella chiude, la mette in rimessa laterale. Avevano il cambio i padroni di casa sulla rimessa di Sanna Sardo, ma l'hanno recuperata. Poi Gaio con la coscia, Candela steso da Daguanno, non c'è fallo. Poi Cammareri si aiuta forse troppo su Graziano, adesso è una lotta a centrocampo, grande anticipo di Cristina su Anane. Secan non riesce a ripartire in contropiede stavolta e Sisè fa ripartire il gioco da Neri. Sacco chiude Agnello, vinto il rimpallo, voleva battere subito Agnello, poi battibecco proprio con Sacco. Andiamo! 111 con le mani, lungo il pallone, anticipato Ammucciato che ha pareggiato il match qualche minuto fa, e ancora 111 con le mani in zona offensiva. Buongiorno incontro, ogni rimessa laterale da una parte e dall'altra. Adesso viene chiamato il cambio. Sacco fortissimo ancora in accelerazione anche con il fisico. Agnello era caduto giù nel tentativo di buttarlo giù, poi Campanella, occhio dall'altro lato, Anane fa scattare in piedi tutto il pubblico della panchina dell'Accademia, perché forse ha dato un colpo a palla lontana a Ravazza, ma il direttore di gara probabilmente non si è accorto. Adesso proteste dalle parti del guardalinee, che però adesso vedremo se ha visto qualcosa. È rimasta a terra Ravazza. Andiamo a fare il gol, andiamo a fare il gol. Adesso tantissima confusione, le due squadre cercano di spiegarsi con gli uomini in campo, ma dalla tribuna hanno visto qualcosa. Intanto occhio perché il guardalinee
va a chiamare il direttore di gara e viene espulso un dirigente della panchina dell'Accademia dopo appena 27 minuti. Troppe proteste, troppa confusione a detta del guardaline lì a 2 passi dalla panchina dei padroni di casa. Nessuna sanzione disciplinare per Anane, che è stato ritenuto innocente anche perché il guardaline all'altro lato era a pochi passi e non ha visto nulla. La tribuna però e la panchina dell'Accademia sono scattati in piedi. C'è l'osservatore là, c'è l'osservatore. Tutto risolto però adesso almeno sembra, e si può ripartire a giocare e da Sisè. A tenere d'occhio adesso lo scontro Anane e Ravazza, che si potrebbe accendere. Sanna Sardo in qualche modo riesce a tenere giù e vince il rimpallo con Daguanno. Occhio a Graziano che voleva andare profondo, di Cristina bene con la testa, poi Daguanno la tiene in gioco. Sanna Sardo ancora sulla linea di fondo, Candela deve essere laterale per l'Accademia. Come non ti interessa? Sulla linea visto, Ma no, ma sono qua, a 30 centimetri, ma che vede? Con le mani Cammarelli. Pallone arriva da Ammucciato, va con la testa, ma riesce a tenere. Più forti! Più forti! Scalco chiama Anane e il pallone arriva proprio alle sue parti. Campanella riesce a non farlo staccare. Gaio invece sì che stacca sulla testa di Secan. Graziano triplicato la mette giù, ma Daguanno gliela ruba. Ancora Daguanno, lungo, Ammucciato con la testa, Maniscalco alle sue spalle. Con le mani Capitan Cammarelli in zona offensiva. Quasi no Lucca ad andare a servire Daguanno, lotta con Candela, conquista, rimessa laterale. Cammarelli con le mani, ancora Daguanno incontro, fermato da Passero, poi Candela, Graziano non riesce a girarsi, Campanella lo chiude, Sacco, rimpallo, ancora a girare Passero da Barbara, lungo il lancio dalle parti di Anane, sempre lo scontro con Ravazza, lo ferma il numero 6, caricato dai suoi tifosi. Con le mani Vanneri, lunga gittata sempre a cercare Anane, spinto in maniera regolare da Ravazza, si cerca sempre la profondità alle parti di Ammucciato. Occhio a Gaio che si va a complicare la vita, Ammucciato gliela ruba e il capitano del San Giorgio deve andare a chiudere in rimessa laterale, zona offensiva però per l'Accademia Trapani, che continua a salire a guadagnare metri in zona offensiva. Adesso Anane è beccato dai tifosi di casa. Rimessa laterale per Centonze. Dentro in area di rigore, stacca Neri su Ammucciato, anche Graziano al limite, lei rimpalla, aiuta però Buongiorno. Campanella a girare da Cammareri, cross dentro secondo palo dalle parti di Ammucciato. Barbara si aiuta con le buone. Ma perché ti fermi? Gaio, Maniscalco, si abbassa Candela, finta di Maniscalco, si riparte da Gaio che deve andare lungo. Anane, stop, petto e appoggia da Graziano, provato a allargare da Sacco. Centonze chiude, fa scorrere, anzi meglio, in rimessa laterale. San Giorgio che però dopo l'1-0 e il rischio di andare sul 2-0 con l'occasione per Graziano, adesso è qualche minuto che fa veramente tanta fatica e l'Accademia infatti preso metri
soprattutto in zona offensiva dopo il gol del pareggio da parte di Ammucciato. Ravazza, lungo il pallone sempre a cercare Ammucciato, sponda con il petto, non c'è fallo di Maniscalco. Barbara, Anane, tacco a cercare Graziano, che però non riesce a giocare per l'ottima chiusura di Campanella, che sta facendo una gran partita lì in mezzo al campo. Cammareri, lungo da Ammucciato, bello lo stop e il duello con Maniscalco che prova a rallentarlo, guadagna la laterale. Con le mani Cammareri, Daguanno sponda con la testa, poi Agnello solo per un attimo, ancora il numero 11 Graziano, stavolta la ruba e prova a far risalire, ripartire gli ospiti. Sacco lungo da questo lato da Anane, mette giù con difficoltà Di Cristina, non gli lascia neanche un centimetro e chiude in rimessa laterale. Ha già battuto Sanna Sardo da Candela, mette dentro il pallone, c'è l'inserimento di Barbara che però non passa, poi Secan, stop, prova a far correre Ammucciato, si impegna il numero 9, raddoppiato, la tiene ancora Ammucciato, mette dentro con il sinistro, occhio a Neri, in chiusura se la cava in qualche modo sull'uscita di Sisè. Vi dovete attaccare! Vi dovete attaccare là in mezzo! Lungo Sisè che forse voleva cambiare il pallone. Gioca Mistretta che mette probabilmente in rimessa laterale perché è rimasto a terra Anane, che poco fa ha subito un colpo da parte di Cristina involontario che probabilmente gli ha pestato la mano. Problemi per il numero 9. Si riparte con Anane che è a bordo campo a farsi medicare, e quindi per questi pochi minuti l'Accademia di Superiorità Numerica deve cercare di pungere. Gaio lungo, Ravazza, occhio perché Gaio ha preso un altro colpo, è rimasto a terra sul rinvio. Adesso di nuovo gioco fermo. Posto, signore? Aspetti per favore. Candela, Sacco! Si è rialzato Gaio, comanda già la linea difensiva, si riparte da Di Cristina. Cammareri, Di Cristina, giro palla da Ravazza. Sali un po', grazie! Sali, passano! Sali! Di Cristina, cercato il lancio lungo, passato alle spalle di Sanna Sardo, poi Daguanno non riesce a saltarlo. Cammareri a battere, buongiorno, mette giù appoggio, anticipo di Candela.
Sempre Capitan Cammareri con le mani in zona offensiva. Provata la sponda da parte di Ammucciato, non la tiene Buongiorno. Graziano con l'esterno, l'idea era buona, la realizzazione un po' meno, pallone molto molto ambizioso. Poi Neri ha chiuso e rimessa laterale. Campanella, Ravazza Di Cristina, Cammareri, presa sempre alto Candela, verticale il pallone sui piedi però di Passero che non viene fermato, gioca da Anane, provata la sponda di prima, complicata, Campanella lungo le parti di Sisè. Neri, Anane vorrebbe il pallone in profondità, non c'è lo spazio per servirlo, adesso viene incontro. Si ferma Neri, non lo ferma Secan, Graziano anticipato secco da Di Cristina in uscita. Poi Passero a giocare da Sanna Sardo. 1 contro 1 con Daguanno, vorrebbe il movimento di Graziano, Di Cristina a chiudere bene con la testa. Sanna Sardo, Candela. Centrale Sacco, occhio, non deve perderla lì sul pressing di Agnello, ancora il numero 8 si intestardisce e infatti adesso la perde, poi non fa fallo Gaio e allora ancora Sacco, occhio perché salta il pressing verticale del pallone verso Graziano, chiuso in diagonale difensiva da Cammareri che fa una grandissima chiusura, ma il San Giorgio adesso è uscito un po' dalla sua area di rigore, prova ancora ad attaccare, nessuno sul secondo palo, sul cross di Candela, non ha attaccato il secondo palo stavolta Barbara. E Mistretta riparte con tranquillità. Ravazza Centonze, verticale, Secan sponda, Agnello vuole andare di prima, cercare Daguanno, poi doppio rimpallo con Passero che l'ha riconquistata, ancora il pallone dal numero 4 da parte di Graziano. Anane stavolta si chiude lì sull'out di destra e Ravazza lo ferma. Con le mani Barbara, incontro a Nane che si è abbassato, adesso è Candela ad occupare la linea di rigore, prova a girarsi a Nane, chiuso bene da Centonze, occhio a Secan che può provare a ripartire ad accelerare, Barbara lo stende alle spalle e fallo fischiato ai danni del numero 2. Lungo il lancio di Campanella, sempre a cercare la profondità per Secan, stavolta Neri con il petto attento e chiude sempre lungo a cercare Anane. Ravazza, Gaio con la testa, adesso nessuno mette il pallone giù, Sacco ci prova, sì, ci riesce, ancora da Barbara, non c'è spazio per girare, si gioca ancora da Sacco, scambiano l'8 e il 2, adesso sì che si gira, ma occhio il pallone è veramente complicato e pericoloso, riparte l'Accademia con Ammucciato che prova il sinistro, che sfiora il palo alla destra di Sisè e va sul fondo. Qui ha rischiato tantissimo Barbara con la giocata centrale, c'è stata un'occasione veramente pericolosa per l'Accademia con il numero 9 e questa partita l'ha pareggiata. Lungo il lancio, Nane non riesce a arrivare con la testa, Campanella alle sue spalle, poi Passero, ancora Campanella, Gaio, tempo forse un po' sbagliato, Ammucciato il pallone verticale, bello di Daguanno per Secan, posizione regolare e l'Accademia l'ha ribaltata con Sergio Secan che fa il 2-1. Non si fa ipnotizzare nell'1 contro 1 con Sisè, grande palla però da parte di Daguanno, verticale in un tocco, l'Accademia recupera la seconda palla dopo il colpo di testa di Gaio e Secan fa 2-1 e la ribalta, ma stava attaccando tanto, la squadra bianco-verde era nell'aria. Il gol del vantaggio
segna il numero 19, segnano i due attaccanti dell'Accademia Trapani, prima Mucciato che la pareggia, poi Secan fa 2-1 e la ribalta sul finale del primo tempo, un gol psicologicamente pesante per il San Giorgio Piana, che adesso prova a ripartire con il lancio lungo di Passero, poi Graziano a passare mistretta, si riparte da dietro con Campanella che imposta, sempre a cercare la profondità da Buongiorno, occhio che Secan arriva alle spalle di Gaio, che però chiude anche in maniera elegante col sombrero e poi spazza. Cammareri si aiuta come può, Candela si spaventa e spazza il pallone. Secan non arriva con la testa, Gaio sì che spazza in cielo. Alzata la bandina, capitano. Calma che ci siamo, no, mettiti bene, andiamo. Con le mani Cammareri. Si muove Mucciato, il pallone per lui, sempre nel duello con Maniscalco che lo chiude in rimessa laterale. Cammareri, Buongiorno, la tiene da Guanno, ancora Cammareri, triangolano bene lì quelli dell'Accademia, poi esce bene Candela su Daguanno a riconquistare, Passero in mezzo a due, stavolta la perde il numero 4, ancora Daguanno a riconquistare, conduzione palla con l'esterno, poi col sinistro va da Secan, Maniscalco non lo chiude, ancora il 19 a lottare e a tenere il possesso. Buongiorno si appoggia da Campanella che calcia alto probabilmente per finire l'azione, non si è fidato a giocarla con la sua solita tranquillità che lo ha contraddistinto in questo primo tempo. Neri lungo a cercare la profondità di Graziano, Ravazza bene in anticipo, poi aiuto di Centonze che va lungo. Neri giù col petto, guadagna laterale. Scalatelo con lui, cazzo! Dai, occhio alle spalle! Di fianco! Con le mani Neri si è abbassato Sacco, spazio per lui per gestire, si appoggia ancora da Neri, profondo da Barbara, Centonze chiude solo per un attimo, sì, poi vince il rimpallo, non la fa uscire fuori, giustamente sarebbe stato calcio d'angolo. Agnello forse allarga troppo il braccio, Sacco preso in pieno volto, rimane a terra, recuperato però la squadra rossonera, fatto fallo però Buongiorno su Passero, è rimesso a terra Sacco. Falli laterali, stai tu davanti la palla! Il suo collega quando ha dato il recupero? L'ha comunicato ancora. Oh, vede finita. Siamo 12 secondi oltre. Occhio, è messa dentro! Lungo Gaio con la testa Campanella, poi arriva Passero che non calcia, inciampa sul pallone, Graziano non lo recupera, occhio a Campanella che può far ripartire l'azione, sempre a cercare il lancio lungo, stavolta troppo a metà, Gaio e Maniscalco se la cavano in qualche modo. Barbara attacca la profondità, Graziano, Barbara non arriva. Siamo entrati adesso nel recupero, però non abbiamo visto quanto ha concesso il direttore di gara. Barbara con la testa, Graziano poi liscia completamente il pallone, Candela lo ributta in alto da Guannò, lo mette giù bene, serve Cammareri, verticale subito verso Secan che si inventa una giocata super su Maniscalco. Gaio alle sue spalle però ad aiutare il suo braccetto di sinistra, lungo chiude bene Ravazza, anche Maniscalco all'altro lato, il pallone torna da Centonze, Anche dietro! se l'è portata fuori però Giriamo! esterno mancino biancoverde e la si riparte dall'altro esterno però destro del Piana. Barbara che ha già battuto da Neri, passa bene su Ammucciato, ancora il 6 ad andare da Graziano,
chiude Ravazza, adesso tanta difficoltà, serve alla fine di questo primo tempo al San Giorgio per un attimo schiarire le idee soprattutto offensive. Secan si appoggia da Guanno per la finta di colpo con il tacco, poi si appoggia da Cammareri, guarda dentro dalle parti di Secan, stava arrivando ammucciato sul secondo palo che si dispera, e arriva qui il duplice fischio del direttore di gara, 2-1 per i padroni di casa che l'hanno ribaltata con le reti di Secan e ammucciato. Ci vediamo fra pochissimo il secondo tempo. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità. Lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, e secondo me è un livello che il Palermo
nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma hai la sensazione e la percezione che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso
umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi. Sono rientrate in campo adesso le due formazioni. Il primo pallone di questa ripresa lo toccherà
la squadra di casa che nel primo tempo è riuscita a ribaltare il risultato dopo essere andata sotto 1-0 nel corso del secondo minuto. Poi sono saliti in cattedra Ammucciato e Secan, l'hanno ribaltata. Il gol di quest'ultimo è arrivato sul finale del primo tempo, è stato importantissimo per andare al riposo con il vantaggio. Stanno parlando, è il secondo. Occhio perché non c'è neanche iniziato il secondo tempo, è già catechizzata la panchina dell'Accademia. Il mister è già stato ammonito, un dirigente è stato allontanato con un cartellino rosso e si può ripartire con Buongiorno che sul pallone e lo gioca adesso dalle parti di Campanella. Si può ricominciare. Ricomincia Accademia Trapani contro San Giorgio Piana con il vantaggio dei padroni di casa che è maturato. Occhio perché ha Ammucciato subito. Aveva attaccato la profondità bene alle spalle della difesa, era però in posizione irregolare. Non te lamentare, la palla qua. Oh, ma sempre parte, oh. Ma sempre parte, sempre la ma sempre tu parte, oh. Riparte il Piana. Agnello con la testa ammucciata, cercata la sponda alle parti di Secan. Si riparte da Sise. Lungo, Saco con la testa addirittura da anticipare Anane. Si impegna Graziano, Mistretta spazza in cielo. Saco verticale, Anane prova a girarsi, Ravazza lo chiude alla grande, poi Agnello lungo il pallone, occhio a Secan che si prova a mettere subito dentro questo secondo tempo. Chiusura da parte di Gaio che poi si tocca anche la coscia, speriamo niente di grave per lui. Centonze, Neri anticipa Secan e vince il rimpallo. Ancora Centonze contro Agnello, mette dentro il pallone con la testa Candela, non proprio convintissimo. Sannasardo riconquista il possesso e Maniscalco va avanti. Campanella chiude, occhio ad Ammucciato, tanto spazio da attaccare, sposa col sinistro da Buongiorno all'angolino. Pallone esibile alla destra di Sise che prega e spera che termini fuori e l'esito è proprio quello, si salva il San Giorgio che ha rischiato tantissimo di andare sul 3-1 e complicarsi la vita. Barbara non l'ha tenuta in gioco. Mancano i palloni, qualcuno si alza e mette i palloni. Veloce. Ci vado io? Sì. Posso andare io? Faccio io. Palloni. Personalità, il direttore di gara che vuole i palloni poggiati nei cinesini intorno al rettangolo di gioco, proprio come vuole il regolamento di Serie A ormai che vediamo da quest'anno nei principali campionati europei. Tanto è ripartita l'azione San Giorgio Piana in zona offensiva. La metti là. Cammareri con la testa. Prova a ripartire Ammucciato, trattenuto da Maniscalco e arriva qui adesso il primo cartellino della partita. Dopo appena 3 minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco. Scusa, ma metti nel cinesino come l'abbiamo messa noi. Te lo sposti qua. Te lo puoi mettere qua vicino.
Ammonito Maniscalco, si riparte con Campanella che è sul pallone. Lungo da Daguan, però non è arrivato, e allora pressa alto su Sanna Sardo e Candela. Con le mani Maniscalco adesso caricato del cartellino, e si cominciano a preparare i primi due cambi per gli ospiti. Batte Gaio, lungo profondo verso Anane, invece si impegna Graziano, chiude Di Cristina in qualche modo, in calcio d'angolo sale il San Giorgio. Batte Passero. Direttore di gara attentissimo alle spinte in area. Arriva il pallone, era salito in cielo Gaio, poi Neri forse con un braccio, non ha visto nulla il direttore di gara, e allora rimessa laterale ancora in zona offensiva per il San Giorgio Piana, che presto vuole andarlo a pareggiare. Barbara dentro il pallone, era buona l'idea, Secan spazza però in rimessa laterale, poteva tranquillamente anche andare avanti e far salire i suoi, preferito così. Neri stacca e non arriva. Maniscalco avanti da Barbara, anticipo su 111, sì, c'è il fallo e anche il cartellino caricato anche lui di giallo, oltre a Maniscalco. Per i due cambi per il San Giorgio Piana esce Maniscalco, che è appena stato ammonito, entra Caciccia con il numero 15 e poi entra anche con il numero 18 Mule, e vediamo chi uscirà al suo posto. Mule al posto di Maniscalco, che era stato ammonito. Poi esce Sanna Sardo dall'altro lato del campo, lì in fondo lo vedete, ed entra Caciccia in maglia 15, e quindi passano alla difesa 3 alla difesa 4 gli ospiti. Si può ripartire con il calcio di punizione che va a battere Campanella. Di Cristina, Cammareri lungo senza mezze misure da Secan, chiusura la prima di Mule in rimessa laterale. Cammareri mette dentro il pallone, non può arrivare Secan, c'è Neri alle sue spalle, occhio perché Sacco può cercare di ripartire. Agnello lo stende e si prende il cartellino giallo. Neanche un cartellino durante il primo tempo, 3 in nemmeno 10 minuti nel secondo. Lungo Neri a cercare Anane con lo spiovente, Graziano non arriva, alle sue spalle Campanella, poi Caciccia cerca di toccare il primo pallone della sua partita. Gaio alza, occhio ad Anane, è uscito di stretta, e ancora Anane ad allacciarsi con Ravazza. Si riaccende il duello che avevamo visto nel primo tempo. Lungo Ravazza, come suggeritogli da Secan, il pallone è proprio per lui e proprio lui va a staccare con la testa.
Con la testa anche Candela, imperfetto però sui piedi di Daguan, che va in profondità proprio da Secan. Chiusura di Gaio, occhio al 5 che continua a correre dietro al numero 19 che cerca il dribbling, poi si appoggia da Daguan, gran cross dentro. Neri in anticipo bene sull'inserimento di Agnello, poi Campanella a spazzare più lontano che può. Barbara lungo a cercare Anane, Centonze a staccare alle sue spalle, Secan se la va a prendere senza fallo di mano come voleva la difesa dei rossoneri, poi Ammucciato si va a chiudere in bandierina, triplicato, raddoppiato, non può più uscire, fa poi fallo. Riparte Sisè. Neri corto, Sacco, Barbara verticale, sinistro avanti da Graziano, anticipata di Cristina, poi Candela, voleva approfondire il pallone a Nane, si va da Barbara, finta va centrale, Passero, tanto spazio in mezzo al campo, finta su Campanella, è passato, raddoppiato da Bongiorno, ancora Passero nello stretto, gran giocata del 4, poi a Nane, in area di rigore non c'è lui e quindi è abbastanza sgombra Mule dall'altro lato a lottare con il Capitan Cammareri, ancora il 18 in pressing, prende anche probabilmente una manata, la rimessa laterale è proprio per l'Accademia Trapani con il suo capitano Campanella a staccare, vale però nel tocco su Daguan. Passero, petto, Graziano, poi rimane lì, ma di Cristina esce alla grande, palla al piede, poi far correre Ammucciato, Gaio chiude, occhio perché si è fatto male, è rimasto probabilmente il piede nel terreno e ha preso un colpo il capitano del San Giorgio Piana. Giocano però i suoi compagni, Barbara no, perché la lascia scorrere fuori. Tutto però, Si riparte, Gaio è fuori dal campo e rientra in questo momento, niente di grave per lui, fuori gioco qui chiamato ad Ammucciato, proprio Gaio a riproporre il gioco, colpito per il direttore di gara. Adesso partita molto spezzettata, si fa fatica a giocare. Gaio avanti, Anane lotta ancora con Ravazza, poi Sacco è passato, area di rigore, guadagna calcio d'angolo. Andiamo! Vai Mulè! Alessio! Candela! Fermati con Casciscia! Fermati con Casciscia! Vai Ale! Vai Ale! Calcio d'angolo, batte Passero
braccio alzato, forse uno schema. Primo palo da Graziano, pallone passa, spazza via la difesa dell'Accademia Trapani. È rimasto a terra però un giocatore dei padroni di casa che si rialza ora, probabilmente Ravazza. Si può giocare, batte Sacco da Nane, anticipo di Centonze. Già battuta da Barbara, Passero, hanno scambiato i due, dentro il pallone a staccare ancora Ravazza, poi riparte Mule da Sisè. Cambia il gioco, Passero non fa fallo su Agnello che era saltato, ha perso il tempo. Barbara entra in rigore, mette dentro, malissimo però stavolta il numero 2, non come nell'occasione in cui i rossoneri hanno sbloccato la partita proprio da un suo cross. Si dispera esterno destro il Piana. Lungo il lancio di Campanella proprio a cercare Secan, non è arrivato ammucciato. Adesso il pallone sì che arriva alle parti di Secan, lo mangia Gaio letteralmente. Poi lungo da quando salta poi Di Cristina ad allargare dal suo capitano Cammareri, sombrero alla grande, esce con qualità su Candela, poi però regala a Mule. Raddoppiato il 18, perde palla, si abbassa Secan, gioca da Cammareri, Taguanno, lungo il lancio spiovente a cercare Ammucciato alle sue spalle, però ha toccato Gaio, è rimessa laterale. Sembrava per l'Accademia, invece laterale è stata assegnata al San Giorgio Piana, che però ha già perso di nuovo palla. Secan a partire dalle spalle di Neri, occhio perché la posizione è regolare. Si esce per levare ogni tipo di problema. Sale Barbara, cercato il lancio lungo per Graziano che stavolta ha preso spazio, non riesce però a stopparla, e alle sue spalle Ravazza con la testa gioca da in stretta con estrema facilità. Campanella, Cammareri, Taguanno, Mule lo stende, era entrato proprio per sostituire l'ammonito Maniscalco e si prende anche lui il cartellino giallo. Batte Campanella, lungo il lancio verticale, occhio a Cammareri che ha trovato lo spazio alle spalle di Candela, mette dentro il pallone, colpito in pieno proprio il numero 7, sarà calcio d'angolo. Con estrema tranquillità, ovviamente il risultato glielo permette, va a battere Campanella, la rimessa laterale. Chiama probabilmente anche lui lo schema come passano in presenza, primo palo a Nane a staccare, poi Campanella gioca bene, gira su Graziano, mette dentro il pallone, Centonze con la testa che non riesce a impattare bene. Una grande prestazione fino a questo momento da parte del numero 14. Intanto già ripartito il San Giorgio Piana con Barbara che ha subito verticale, Sacco, pallone dentro, Graziano stop limite dell'area, si appoggia ancora da Sacco, mette dentro a cercare Nane secondo palo, il rimpallo che lo aiuta, poi fa fallo il numero 9. Bene anche in questa occasione Taguanno, si mette davanti con il corpo e guadagna calcio di punizione. Giovanni, chiamatelo Giovanni! Passero, sali un po'! In stretta.
Lungo il lancio con la testa ammucciato, non è riuscito però a servire con la sponda Secan. Poi bene Cascicia, Neri, bella finta di corpo, Campanella mandato al bar. Barbara si appoggia proprio Cascicia di prima verticale verso Sacco, che però ha perso il tempo su Centonza, che si è andato a riprendere. Ancora Sacco con il rimpallo laterale San Giorgio Piano. Neri verso Graziano, il pallone è troppo lungo, però non ci può arrivare il numero 11 Cascicia. Ancora Neri, cerca sempre il lancio lungo alle spalle della difesa per Anane, in stretta, esce bene. Lungo il lancio, Daguanno non riesce a metterla giù, Candela lo pressa ed è rimessa laterale biancoverde. Cammareri con le mani, Graziano, occhio Passero, voleva andare profondo da Anane, che era però in netto fuorigioco, il pallone comunque era troppo lungo per arrivarci. Ravazza, lungo lancio, Neri con la testa a gestire bene da Barbara. Sacco prova a passare, ci riesce bene su Agnello, ancora Sacco, Campanella lo chiude, ecco in qualche modo Ravazza a spazzare più lungo che può. Barbara, Graziano, si può giocare, non c'è cambio. Ha provato il tunnel da parte di Graziano su Agnello che lo stende, non c'è nulla, e occhio perché Secan è ripartito dall'altro lato. Gaio però con la testa controlla meglio i rimbalzi. Adesso un po' di confusione. L'hanno messa fuori i ragazzi del Piana. Ridanno il possesso i padroni di casa. Ule, lungo il lancio, Campanella anticipare Passero, la mette giù bene, poi il numero 4 e prova a gestire di Cristina, lo fa respirare. Lungo il lancio ancora di Mule, Cammareri ancora in anticipo, poi si aiuta troppo Mule con le mani su Ammuccia, dove stare attento perché è ammonito. Terzino sinistro dei rossoneri. Si riparte con Campanella che lancia quasi il tiro in porta, si lascia scorrere. Mule intanto è dovuto uscire, vedete, lo stanno medicando. Il direttore di gara ha detto che il numero 18 doveva uscire per il sangue sulla gamba. Poi qua Neri, preso in pieno da Secan, guadagna calcio di punizione. Batte Neri. Lungo a cercare sempre Anane, ci arriva sempre Ravazza però. Cascicia, Barbara, scontro con Agnello che ha avuto la peggio.
Centonze con le mani, Neri con la coscia, non la gestisce bene. Poi Buongiorno, bene in profondità dalle parti di Sekan, che è più veloce di Caio. Lo punta Sekan, area di rigore, è finito il campo però. Ha già battuto Sisè, volevano fare il cambio quelli dell'Accademia, non c'è stato il tempo. Voglio attaccare subito i rossoneri, sempre Ravazza con la testa prima di Graziano. Cascicia e Buongiorno si trattengono, non c'è nulla. Buongiorno a metterla giù, poi Agnello alla grande, nello stretto, gestisce e arriva il calcio di punizione e il fallo da parte di Cascicia. Cambio, signore, cambio. Voleva ancora una volta il cambio all'Accademia. Lo stesso approccio la Manolo, i giocatori del Mister Amoruso hanno battuto. Un lungo il lancio da parte di Agnello. Arriva il cambio adesso, c'è il numero 11 Agnello, l'unico ammonito in casa Accademia Trapani. Entra in maglia 8 Bie. Dai, dai, oh. Demba, Demba. Entra l'8. 11 entra. 8. Ci sono, Mauro. Santino, c'è Uscita Agnello, credo di un'ottima partita nonostante il cartellino giallo. Intanto un Bie. Demba in campo. Proprio Demba a giocare il primo pallone della sua partita. Lungo il lancio di Mistretta, Gaio colpisce in pieno Ammucciato, poi Buongiorno ad andare da Sekan, Neri con la testa, poi Candela. Anane fermo fuori gioco, non può giocarla. Occhio qui a Neri che rischia tanto, se la cava in qualche modo con l'aiuto di Gaio. Anane prova la sponda col petto, Sakon arriva, Centonze lo prende in pieno, prende anche cartellino giallo. Aspetta, vieni, Chiamata strana da parte del direttore di gara. Centonze aveva preso un anno prima il pallone, poi nello scontro con Zacco viene chiamato fallo contro e cartellino giallo per l'esterno in maglia 13. Batte intanto Cascicia in area di rigore, sono salite tutte le torri sul secondo palo, ci aveva provato Mulè ad arrivare, già rispedito al mittente il pallone con l'Accademia che risale il campo e San Giorgio che invece deve ritornare avanti. Sisè da Barbara, lungo il lancio sempre alle parti di Anane, stavolta non arriva alle sue spalle Ravazza, Graziano non la tiene. Dai Luca, dai, dobbiamo andare a Batte proprio Ravazza dal fondo. dai Mario. Bie con la testa, poi Neri avanti, anche Centonze con la testa, mette fuori Lasciale, vai su, vai su. con le mani Neri verso Anane. Centonze in anticipo, poi Barbara ancora a cercare Anane che sta cercando di abbassarsi tanto per giocare il pallone. Barbara dentro, Cammarelli con la testa, poi arriva Mule col sinistro, diventa un assist per Graziano. Candela poi aveva calciato malissimo alle parti di Mistretta, c'è fuori gioco però da parte del numero 11 sulla conclusione di Mule. Lungo il lancio alle parti di Ammucciato, non può arrivare il numero 9 e arriva il cambio. Esce il numero 9
in casa Trapani ha Mucciato, colui che ha segnato i gol dell'1-1, entra in maglia numero 20 Pizzo. A fare coppia con Nsekan. Buona prova da parte però di Ammucciato, che ha fatto un'ottima prestazione oltre al gol dell'1-1 che ha rinsavito un po' i padroni di casa. Centonze avanti, Campanella in qualche modo con Neri, non riesce a controllarla bene. Alzati da lì 11. Batte Centonze. Lungo il lancio, Secan prova la sponda, Pizzo troppo lontano, non può arrivare. Campanella, poi Neri, Sacco a gestire, passa non su Centonze. Buongiorno, ancora Centonze, un po' profondo da Secan, poi se l'è portata fuori il 13. Lungo Neri, Campanella per un attimo, poi Anane, toccato duro da parte di Campanella che ha fatto fallo. La porca puttana! Passalo! Vai dentro! Alessio! Vieni, Candè! Sacco! Fermati tu! Uno tuo, Sacco! Punizione in zona offensiva Sacco, vai Ale! Per il San Giorgio, Sacco! batte Cacicia dentro il pallone, c'era solo Buongiorno in barriera, preso in pieno al numero 15, e questo sicuramente un errore che non aiuta gli ospiti. Qui Sacco prova ancora una volta a cercare Cacicia, che però non può arrivare. Sottotono oggi Sacco dopo la bella prestazione di settimana scorsa contro il Castellammare. Un po' di confusione adesso con i palloni mancanti. Batte Centonze lungo linea, Barbara, Graziano, Stoppi si appoggia da Sacco a Nane, posizione irregolare. Lungo il lancio di Campanella, Neri a staccare su Pizzo, Bie, Cammareri con la testa Mulè, poi ancora da Guanno a lottare Cacicia con Buongiorno, esce bene il 15, palla a piede, gran giocata di qualità, poi Passero, rimpallo con Di Cristina che vorrebbe la rimessa laterale, assegnata invece agli ospiti. Anane prova a girarsi, Ravazza non fa fallo, tutto regolare. Lungo il lancio di Cammareri, Secan invece dall'altro lato non riesce a metterla giù. Mule ancora a salire, occhio al pallone un po' complicato per Gaio, che comunque se la cava. Neri, adesso tutti all'attacco i rossoneri. Sacco la tiene in gioco, la rivuole Neri, la ottiene il numero 6, dentro da Barbara al limite dell'area. Graziano aveva fatto il movimento opposto però il numero 11, poi Sacco proprio con la testa da Guan a spazzare più lungo, che poi adesso fa un po' di fatica l'Accademia a ripartire. Spinta di Daguan su Candela che perde l'equilibrio e guadagna calcio di punizione e prende anche giallo il numero 7, probabilmente per le proteste e per il pallone allontanato.
Batte Gaio a cercare Neri, che è salito, esce di stretta con estrema tranquillità, la voleva più larga Neri, lunghissimo di stretta. Occhio alla corsa di Sekan, Moulet scherma Gaio alle sue spalle con l'esterno avanti. Passero, lotta con Di Cristina, esce palla al piede però il numero 4, ancora Passero, raddoppiato da Campanella che esce palla al piede, stava male qualche minuto fa, non sembra proprio. Pizzo intanto dall'altro lato da Sekan destro, Gaio a murare, ma era un contropiede difficile per gli ospiti, scusate, per i padroni di casa. I due attaccanti contro i 4 difensori del San Giorgio erano ben schierati. Intanto eccolo qua, Campanella stava male già qualche minuto fa, adesso si accascia a terra probabilmente per crampi. Maglietta rossa, grazie. Cammareri, è uscito Moulet bene con la testa, Sacco ad allargare per Barbara che alza il pallone su Centonze e comunque devia, poi con l'aiuto di Campanella la tiene. Bella giocata delle 13, occhio al pressing di Sacco, Campanella verticale, Sekan, bella giocata, il triangolo con Mbie, occhio a Gaio, fa una grandissima chiusura e occhio perché si tocca Linguine, ha fatto molto male il numero 5 in questa giocata, ma già nei primi minuti del secondo tempo si toccava la coscia. Occhio perché qui Anane è in posizione regolare, mette giù nel duello con Ravazza, prova ad accelerare il 9, fermato, schermato bene dal 6 che lo contiene lì, poi però si gira bene Anane, entra in area di rigore, Anane sposta su Mbie, entra il pallone dentro, secondo palo, si era inserito Passero. Cammareri chiude bene il capitano dell'Accademia e poteva anche rischiare di fare autogol da lì con la coscia, però mette in calcio d'angolo, batte Passero, ci crede il San Giorgio. Primo palo, Moulet di sinistro, poi deviazione, poi Barbara, triplo doppio rimpallo e Campanella a spazzare su. Occhio perché Pizzo si impegna che è appena entrato, occhio a Sacco e Candela che si pestano i piedi, ultimi uomini in casa San Giorgio Piana. Ha fatto fallo Pizzo, tanta confusione tra l'8 e il 7 e poi non se ne mandano a dire, addirittura fra compagni c'è stato un po' di confusione. Adesso cambi da un lato e dall'altro, entra in casa Piana Messina al posto di Graziano. Cambia anche in casa Accademia Trapani, esce Campanella, entra Savona. Esce l'11, entra il 14 Salineri. 11 Salineri, Piana. 11 Vai da 2 minuti di recupero. Entra 14. Grazie signore però. Stai stretto Marco, stai stretto. Va bene. Li fanno lo shampoo, li fanno. Dai. Ancora a terra Campanella. Si rialza adesso. Grande partita da parte del numero 14, abbandona il campo zoppicando. Prende anche cartellino giallo, munizione abbastanza inutile. Entra Savona al suo posto. Cascicia intanto a gioco fermo ha preso qualche metro, più di qualche metro, intelligentemente adesso batte il 15, stavolta bene, non come in precedenza, stacca Neri a cercare la sponda, poi in cielo Messina in qualche modo, Passero a rimetterla dentro, Gaio non è in posizione irregolare, poi Mbie
tiene il possesso sul pressing di Barbara, occhio che rischia, si appoggia da Centonze che ovviamente va più lungo che può. Batte Barbara, prova a spizzare Neri, B a staccare su di lui, non c'è fallo. Lungo il lancio, dall'altro lato batte Gaio. Lungo Sisè, ancora Ambie su Passero, poi Di Cristina, più lungo che può. Occhio adesso alla difesa del Piana, perché Neri è salito in attacco praticamente in pianta stabile. Passero prova a ripartire nella lotta con Di Cristina, la perde il numero 5. Occhio a Sacco, limite dell'area, si inserisce in mezzo a due, era quasi passato il numero 8, Mistretta ad aiutare i suoi difensori. Cammareri in lotta con Passero, ancora il 4 a fiato per andare a recuperare. Sacco dentro da Nane, posizione irregolarissima, aveva comunque calciato, Mistretta aveva fatto un grande intervento. Ma che cosa? Ma non hai visto fuori gioco? Perché non sappiamo è chiamata! 86 sul cronometro e il risultato rimane invariato dal primo tempo. Lungo il lancio con la testa Cacicia, Mulè si impegna, Pizzo però prima di loro anche Secan fermato, secco però da Capitan Gaio che non molla un centimetro e cerca di far risalire i suoi. Dall'altro lato l'altro capitano però a recuperare, Pizzo, grande palla per Secan, posizione di fuorigioco però. Ma che fuorigioco hai visto? Ma che fuorigioco hai visto? Vieni Danilo! Vieni Giorgio! Vieni! Luca, vieni! Lungo Sisè, Sacco con la testa, Anane alle sue spalle, ancora a lottare in mezzo a due con Capitan Cammareri. Nervosissimo Anane, adesso arriva il giallo per proteste. Tanto nervoso l'attaccante del San Giorgio dall'inizio, anzi dalla fine del primo tempo, e probabilmente il lavoro mentale della difesa dell'Accademia sta avendo effetto, perché è praticamente uscito dal match il numero 9, sta facendo tantissime difficoltà e prende adesso anche giallo per proteste. Dall'altro lato Messina fa fallo. Pensate alla gara, 10 minuti adesso, la testa, raga, la testa, non vogliamo! Lunghissimo di Cristina, Pizzo non arriva, Gaio alle sue spalle, poi ancora il 20 a lottare, salta Mulè, Sacco mette giù, avanza il numero 8, la vuole Anane in profondità, adesso arriva il pallone, bella la sponda dalle parti di Messina, ancora il 14 a giocare da Barbara che è salito in posizione offensiva, Anane con la testa, il pallone era proprio per il numero 9 che però non è riuscito a impattarla bene. Al fondo di Cristina, ovviamente l'Accademia a cercare di perdere tempo come può, ancora una volta Gaio a saltare nonostante i fastidi muscolari su Pizzo, poi proprio di Cristina imperfetto nel rinvio e Bassaco con le mani, profondo da Anane, chiude proprio di Cristina, poi Cammareri prima di Messina e altra rimessa laterale.
Mule con le mani. Sacco, lotta fra numero 8 con Mbie che è entrato da poco e alla meglio. Gaio. Sise. Non gioca da Neri, va a lungo. Non arriva Messina, doppio rimpallo, poi il pallone rimane lì. Messina a lottare, se la va a riprendere, ha fatto però fallo su Ravazza che è rimasto a terra. Il direttore di gara ride su Cacicia che ha provato a simulare un colpo al viso. Era lì però l'arbitro ha visto tutto e non c'è nulla. Lungo Mbie. Gaio la fa scorrere, c'è Sise. Mule. Mbie a centrocampo a gestirla. Da Guanno. A ripartire da 111. Occhio Secan. Non è stato segnalato fuori gioco, ma forse lo era. Mule più lungo che può, Anane ormai non parte più. Sulle gambe il numero 9. Lungo mistretta. Mule a lottare con Secan, spinge il numero 19. Fatto fallo. Dai, Luca! Sise. Entriamo nel recupero. Neri lungo. Bie non arriva. Un perfetto Cacicia, Barbara la perde, ancora Bie a gestire. Buongiorno, sposta e fa sparire la sfera a Candela. Ancora il 18, se la va a riprendere Messina in qualche modo. Poi Passeroccia, ancora da Guanno, però la sfera è il possesso. Verticale Secan, lo ha chiuso Gaio. Poi Barbara ad alzare il campanile. Annan non arriva Bie. Mule da Cacicia, tanta confusione con Messina. Neri prova a mettere ordine, adesso deve attaccare il San Giorgio. Messina finta ancora da Neri, no. Poi il 14 adesso sì. Ancora Neri, verticale. Barbara lotta con 111, salta in cielo Messina, colpito in pieno 111. La laterale sarà per i padroni di casa, ma 111 è rimasto a terra nello scontro. Dove cazzo signore che c'è disegnato l'anno prossimo tutto il tuo calciaccio in culo. Stai là centrale! Porca cane! Dai Luca, dai per questo pallone, dai! Luca! Batte 111 con la testa, staccato Cacicia, poi Mbie. Gaio la mette giù alla grande e riparte da Mule. Verticale il pallone, facilissimo per Mbie stoppare e gestire. Cammareri lungo, occhio a Gaio imperfetto. Pizzo si va a riprendere il possesso, poi Buongiorno non riesce a servire Secan. Occhio a Sacco che prova a ripartire, triangolo con Anane, bellissima, prova ad accelerare il numero 8, inciampa poi sul momento più importante, sull'accelerazione verso la porta di Mistretta. Fatto poi fallo Sacco su Cammareri. Luca, 2 al termine dei 5 minuti di recupero. Passa il tempo al centro sportivo sorrentino. L'Accademia Trapani guadagna come può. Lungo il lancio in Mbie. Pizzo non arriva, Neri su di lui. Poi Secan, Gaio a staccare. Poi fallo netto di Candela che si attacca alla schiena di Savona e fa fallo, punizione al al limite dell'area per l'Accademia.
Stai qua! Stai qua! Bravo! Stai qua! Porco giù! Punizione batte Daguanno e ovviamente il mister dei padroni di casa vuole tutti dietro, non vuole che nessuno salga. Giustamente in questo momento di vantaggio a 1 minuto dal termine, Tira forte, Danilo! giusto Tira così. forte! Batte Daguanno, ne ha pesati 4 in barriera Sise. batte Daguanno, destro, barriera piena, spazia in cielo Mulè, scorrono i secondi, 30 al termine. Sacco si lotta, Ambie avanti, Gaio fa scorrere da Sisè, ultimi secondi e ultimi palloni di speranza per il San Giorgio per andarla a pareggiare di Cristina. Poi Cammareri avanti, la chiama finita, la vuole finita la panchina dei padroni di casa. Cammareri a staccare, poi Mulè in cielo da Anane che la mette giù benissimo e il rigore è passato Sacco, occhio, ha fatto fallo però l'attaccante degli ospiti. Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara, la vince L'Accademia Trapani 2-1 contro il San Giorgio Piana e vola a 6 punti, scavalcando proprio gli ospiti che perdono in trasferta dopo averla sbloccata. Un saluto da parte di Davide Sgrovoli Sportissimi.